Già. È il momento, è arrivato il momento. Sì, è il momento di fare il sondazzo. E io, che sono il vostro umile e umido servitore G, vi servo il sondazzo così proprio, bello fresco, d'accordo? È il sondazzo della parolina in questa prima parte. È il sondazzo della parolina. Perché? Ma perché sì? Perché la parolina, cioè può essere qualsiasi parolina, no? Stimola molto, sì, queste persone, le quali poi rispondono e a volte rispondono anche male, devo dire, diciamo la verità, sì, no, per la verità sì. Comunque facciamo subito un numerino e vediamo come rispondono a questa parolina. Quasi mi viene a mente, bellino, cioè la parolina. Sei pronto? Afessa esorete. Pronto? Pronto, chi parla? Afessa esorete. Ho sbagliato. No, signora, qui è la ditta Afessa esorete. Pronto? Signora? Ma come? Abbia pazienza. Dovevo dire qualcosa. Ho detto che la ditta. Come la ditta Afessa esorete? Esiste? Magari esiste. Dai, vediamo un po' che cosa succede se lo propongo a qualcun altro. Afessa esorete. È bellina, una bella frase. Tipicamente. Sì, qui però tipicamente non risponde nessuno. Non fa nemmeno. Io ho fatto un numero, non fa nemmeno uno squillino. No. Dunque facciamo quest'altro numero qui. Cerchiamo qualcuno che sia vivo, perché quella donnina di prima mi sembrava proprio una voce dall'aldilà. Ecco, dunque, quindi proviamo con la Afessa esorete, proprio in perfetto napoletano, Afessa esorete, proprio detto molto, niente, andiamo avanti. Ho preso la linea e faccio anche questo numero qui. Sì, insomma, queste persone dove sono, dove vanno, ma dove vanno, dove sono? Vero? Riproviamo, sì. Insomma, la festa esorete vale la pena di essere diffusa. Pronto? Afessa esorete. Cosa? Pronto, signora? Sì, chi parla? Afessa esorete. Sì, cosa vorrebbe dire? La ditta Afessa esorete, signora. Sì. Per quel pesce che le dobbiamo mandare. Signora? Sì. O pesce. Sì, ma guardi, se non c'è altro da dire. Che la premiata ditta Afessa esorete. Sì, arrivederci. Tutto pesce passa attraverso la fessa esoreta. Mamma mia, non gradiscono il pesce. Ma che gente sfamata. Sentite sfamamientos vario, ma anche troppo. Ma per carità, svegliatevi, un po' di risate, per piacere. No, insomma, la fessa esoreta. Ma insomma, fatevi una risata. No, figurati. Pronto? Allora? Andiamo bene? Insomma. Potrei andare meglio? Meglio? Ma invece va così come la va? Ma dimmi un po'. Ma chi sei? Come chi sono? Non mi hai riconosciuto? No. Non sai chi sono? No. Ma guarda che all'inizio pensavo che mi avessi riconosciuto. No. Adolfo, siete? Adolfo? Sì. Adolfo, come va, Adolfo? Bene. Bene, mi fa piacere. Pronta? Sì. La festa esoreta. Pronto? Pronto. La festa esoreta mi fa mocche che tu morto. Ma io non ti capisco chi sei. Sfaccimme morto.
Sfacim? Sfacimmembert. Me non so, sfacim, non capisco sfacim come. Sfacim della stessa sorte, fa mocche che ti morto e a zie, te nonne, te mamme, eccetera. Te senti, se parli l'italiano, Ponzi Matteo ti capisco. Se... Ma io si sto parlando italiano, no? No. No, no. No. Adolfo. Oh. Ah, non ti ricordi di me? No. Ah, che Ma peccato. se la nonna parlassi che mi ricordo, ma se no non mi ricordo mica. Non ti ricordi mica, eh? No. E invece mi ricordo di te, sai, caro Adolfo? Sono Benito. Benito? Sì? No, mica Mussolini, no? Ah, mica Hitler te per caso, eh? Allora scusa, ma no, infatti ci chiamavano i due compari, no? Quando andavamo a scuola, ti ricordi? No. Non ti ricordi? No. Ti te ricordi niente? Oh. Niente ricordi niente? Tu ti si infagot. Ma no, io... Fagot, te si infagot. Ma può darsi che si vive o che si vive anche? Te ti si infagot. No. Fagot. No. Come no? No, perché sono un fagutì mai. Faguti no, tu ti si infagot. Fagot. Dimmi allora, questo vuoi? Forse di servirà sta gente imparo anche a parlare come loro. Pronto? Dimmi, questo vuoi? Cosa vuoi? Vuoi che ti dica che ti si infagot? E te che tu sei? Fagotin? Adolfo! Oh! Da sentire. Ho fatto presente chi sei, se no vado a prendere il culo, Del culo ce lo va a prendere te. Allora da sentire. Te ce lo va a prendere nel culo. Allora, perché te sei una persona senza cervello. Senza cervello. E senza uccello. Ma vattene a prendere in culo. In culo. Raddoppiamo almeno qualche cosa. Ma io ti devo dire, no, veramente, a forza di fare da questi qua, io sto cominciando a entrare quasi nel loro modo di parlare. Questo è preoccupante, molto preoccupante, Il fagotto, una volta mi dettero di fagotto, sì, e io non capii, e poi mi spiegarono, sì, altra volta mi dettero di bigonzo. Sì. No, sì, il fagotto. Proviamo con fagotto, che è una parola molto bella. Sì, lasciamo perdere la festa solita. Pronto? Fagotto. Pronto? Fagotto. Ma mi scusi, ma con chi ce l'ha lei? Parlo con lei, no? Con lei chi? Mi parlo con lei, sì, te si fagotto. Ma scusi, ma con chi ce l'ha lei? Con Gisella. Ma qui è Casagalli. Gisella? No, io non sono Gisella, sono Casagalli. Allora, e lei prima di offendere deve sapere con chi parla. No, mi ho detto fagotto. Sì? Fagotto, ho detto. E fagotto cosa vuol dire? Sono sega io, che vuol dire? Scusi, comincia a parlare bene, Perché io sono la signora Galli. La signora, lei non era una casa, ora è diventata una signora. Senta, volevo dire, Ma mi ha detto, scusi? me ne importa una fialla, parlerò meglio, via. Ma lei è pazzo. No, guardi, non dica cazzo, Lei ha detto cazzo, lei ha detto io cazzo. faccio una denuncia alla SIP, alla Telecom. Sì, lei è un pazzo. denunci la Telecom se vuole, la denunci anche in Infostrada, chi se ne frega. Il numero la faccio rintracciare. Ma certo. Ma perché scusi, lei mi ha detto cazzo? Io? Lei è pazzo, ho detto. No, lei mi ha detto. Non sa con chi parla. Lei mi ha detto lei è un testa di cazzo, lei così mi ha detto. No, ma lei è pazzo, pazzo veramente. Cazzo, senti che continua a dirlo. Ma basta con queste parolacce. Chiaro? Oh. Oddio mio. Ma si vede che fagotto, l'ho richiamata, Che fagotto deve essere una cosa molto, insomma, non so, com'è? Non so, non mi dice nulla fagotto, ma insomma, sai com'è? Deve essere un'offesa, non so, che ti devo dire? A me non mi dice proprio nulla. Pronto? 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 Sì, con chi parlo, scusi? Sono Babbo Natale e ho portato un fagotto. Sono un fagotto. Pronto? Signora? Ma si faccia una risata, signora. Voleva denunciare la SIP e la Telecom Infostrada, cosa? No, forse. Andiamo da qualcun altro. Su. Per carità di Dio.
che gente c'è nel mondo, la gente non sa più sorridere, sa solo incazzarsi perché la gente è ormai diventata un'incazzatura fatta persona, sì, cioè di carne e ossa e incazzatura. Pronto? Sì? Fagott. Chi è? Fagott? Chi è Fagott? Se mi fa Bel Fagor? Bel Fagott. No? Bel Fagott, anzi, mica un bel Fagott. Oddio, mi sento male, chi vuole? Si sente male? Mi sento molto male, sì. Che cos'ha? E c'è un po' di tosse. Sono il dottore, infatti, io scherzavo, sì? sono il dottore, come sta? Bene, grazie. Ma stava male un attimo fa. Non tanto bene, mi dica. Non tanto bene, no, le posso dare un rimedio se vuole. Sì, mi dica. Per bocca, preferisce? Non lo so, mi dica lei. O preferisce le iniezioni? Meglio per bocca, no? Sì, mi dica. Sì, anche perché insomma io non ce l'ho fatto ad ago. Come? Chi voleva? Vilma. No, ha sbagliato. Ma come ho sbagliato? Ha sbagliato il numero. Non è Vilma? No, ha sbagliato. E lei, scusi, come si chiama di nome? Non mi chiamo Vilma. Non si chiama Vilma? No, ecco, Vilma io cercavo non mi chiamo Vilma, lei non mi chiamo Vilma. No. Senta signora, non mi chiamo Vilma, Sì. io sono il dottore. Sì, che dottore? È del Fagott. Ah, ecco, sì, mi dica. Ecco, appunto, io curo così con una medicina omeopatica, Sì? ma molto simpatica Sì. e anche un po' omosessuale, un po' di Aspetti tutto. che le passo mio marito, glielo spiega bene a lui. certo, va Nicola, bene. vieni. Nicola? No, Nicola. Nicola, vieni. Nicola, vieni. Ma così quando fa l'amore il suo marito. Nicola, vieni. Vengo. Sì, a comando. Pronto? Sì? Ma lei viene sempre a comando? Chi è? Sono il dottore sono. La signora si sentiva poco bene, ho chiamato. Mi aveva lasciato un messaggio sul Fagott e allora... Pronto? Pronto, sì, la sto ascoltando. Mi aveva lasciato un messaggio sul Fagott. Sì, ma mi dica, chi è lei? Ma cos'è questo rumore? Chi è lei? È il dottor Fagott. Bel Fagott. Pronto? Ma insomma, mi risponde? Oh? Pronto? Ah, che palle. Insomma, voglio dire, si parla o non si parla? Ma mi dica lei chi è? Il dottor Sì, mi dica. Bel Fagott. Sì. Ecco. E allora? Alua? No, non lo sento bene, cioè lei non parla, ecco perché non la sento. Lei non parla. Oh, Io non parlo, no, lei mi dica chi è lei. basta, non le voglio dire niente, va bene? Sa già tutto sua moglie, che è molto più simpatica di lei, parliamoci chiaro, molto più simpatica. Arrivederci. Sì, arrivederci. Arrivederci. Oh, mi stava sui cazzo questo non mi piaceva per niente. Ma per niente, ma per niente, vado da altre parti. A volte ci sono questi casi di rifiuto, questi casi in cui mi sento di rifiutare la persona. Allora l'ho rifiutato. Sì, un rifiuto dell'umanità, lo rifiuto. Sì, per carità di Dio, bel Fagott. Pronto? Buongiorno? Chi parla? Sì, qui sono la donna di servizio dell'onorevole. Le passa l'onorevole? Non c'è in questo momento l'onorevole. Ah, non c'è? No. Non me lo può passare? Dov'è? Dove si trova? Prego? Dove si trova? No, non lo so. Ah, come mai? Non saprei. Ma guardi che l'onorevole sta di qua, non sta di là, eh? Io sono la segretaria dell'onorevole. Sono la signora Pompini, la segretaria dell'onorevole. No, mi scusi, ma è uno scherzo oppure veramente? Perché a volte chi è che parla veramente? Ma parliamoci chiaro, ma signora. Ecco, io non ho capito bene. Lei è la moglie di un onorevole? Ma io no. Ma nemmeno io. Ma allora lei chi è? Ma appunto, ma chi è lei? Scusi, abbia pazienza. Ma scusi tanto, ma lei viene in casa mia, ma io non sto venendo in casa sua, ma ci mancherebbe altro che venissi in casa sua, le sporcherei tutto. Ma col telefono praticamente io No, non lo col so. telefono io non vengo, Ora, guardi, siccome le che assicuro. io non lo so, a volte ci sono degli amici, fanno gli scherzi. No, Ora guardi, io non lo so. ora le spiego com'è andata. Sì? Io stavo facendo una telefonata, va bene? Così, una telefonata. Però improvvisamente ho sentito una vocina, una voce strana, quasi contraffatta, che io? diceva...
No, non so se l'ha sentita anche lei. No. Perché ora lei mi Sì, sembra, ho sentito una mi sembra che vocina lei che- abbia una voce molto normale, no? Ecco, questa vocina che parlava di un onorevole. Esatto. Ecco, ma io non c'entro niente. Io Ecco, stavo per facendo questo- una telefonata, Sì. cioè avevo fatto appena un numero e ho sentito questa conversazione, c'era lei e che parlava con questa voce che a me sembrava un uomo che faceva la voce da donna. Ecco, io ho detto questo è uno scherzo, perché a volte magari ci sono magari delle amiche o Che amici diceva fanno sono la scherzi. segretaria dell'onorevole, La qualcosa del genere. segretaria dell'onorevole, che voleva l'onorevole, ma e io ho detto, ma l'onorevole, ora io sono stata allo scherzo, ho detto... Ah, l'onorevole non c'è, appunto. e non so neanche dov'è. Per Ecco. questo chiedevo se lei era la moglie dell'onorevole, ma io non c'entro niente né con lei né con questa vocina. Ma nemmeno io. Cioè, praticamente lei ha ricevuto una telefonata o stava facendola? No, l'ho ricevuta. Io invece stavo facendola e praticamente si sono forse aggrovigliate le Allora linee. c'è stato un contatto... Un contatto, non so. Allora, mi scusi, perché... Lei mi ha detto vieni in casa mia, no, ma io perché- ovviamente in casa bene. sua non mi permetterei mai di No, venire ma perché mi con lo scusi. schizzo che ho, signora, le imbiancherei le pareti. Capisce? Se No, mi ma spiega. senta, io mi sento prima questa vocina qui che mi parla dell'onorevole. Ora, siccome mio marito non è un onorevole, e io ho detto questo è uno scherzo. Sì, Poi sì, no. mi viene lei e dice ma lei chi è? Mi scusi, Appunto, ma allora io è volevo lei che sapere mi perché telefona a me. ho fatto un numero, ma è un numero di un mio amico. No, e insomma, allora probabilmente c'è stato un disguido. c'è stato un disguido, no? Sì. Niente, Ma- allora ci scusiamo. No, però guardi, effettivamente lei mi sembra una persona molto simpatica, anche perché è stata prima allo scherzo, ho sentito che ha detto sì, onorevole, ma lei c'ha un marito? E certo che ho un marito. Tutt'altro che onorevole, magari No, disonorevole. è giornalista, fra l'altro. Ah, è giornalista! Ma Senti non che- è onorevole, non io è- non volessi fosse onorevole. Magari scrive sugli onorevoli. No, non ne abbiamo, no, è un giornale che noi facciamo pubblicità al Marmo alle Macchine. Ah, ho capito, Sì, un noi giornale, facciamo un questo. giornale locale, ecco, una cosa così che non compra No, va nessuno. anche in tutto il mondo, è Va in una tutto il rivista mondo. internazionale, sì. Accidenti, complimenti. Però volevo dire, ecco, al di là cioè, noi abbiamo avuto questo incontro fortuito, no? Perché sprecarlo? Perché ora riattaccare e non sapere niente di noi e non incontrarci Mi mai più scusi, ma nella allora vita? lei vuole cucinare, ma lei chi è? Mi scusi. Ma a questo punto, scusi, io non telefono al mio amico, lei sta al telefono con me e parliamo un po' di cose importanti, come noi, per esempio, io e lei è una donna, io sono un uomo molto, molto maschio e virile, sa? Ah, sì? Al contrario di certi giornalisti, sa com'è. Questo lei non lo può sapere di mio marito, se è molto virile. Si sfogano con la penna, ma con l'uccello, insomma, sono un Mi pochino... scusi, dai, ora non andiamo al di Non fuori. andiamo a Non toccare, ecco, io sono non una mettiamo il persona- dito io, sulla piaga, guardi, non io mettiamo il sono- dito sulla piaga, ecco, mettiamolo altrove. No, io dico questo, sono una persona molto gioviale, sto allo Certo. scherzo, però quando poi va un po' al di fuori del seminato, allora... Sa com'è, io quando semino va anche al di fuori, c'ho un'abbondanza di seminagione. Una persona di famiglia, una persona seria, sono una mamma e... Ecco, ora Ma c'è stato il disguido ma che cosa poi vuol non dire se è una capisco. mamma? Cioè, cosa vuol dire? no, una voglio mamma? dire, non... Io per esempio non Perché sono una questi mamma. discorsi mi danno fastidio, ecco. Perché? E niente, io la saluto, buongiorno. Anch'io la saluto, E buongiorno. Mi dispiace saluti tanto suo marito, mi dispiace del disguido, ma anche del disfranco, del dis Roberto, del dis Giampaolo. Insomma, ma prendiamola così la vita, no? Anche a ridere. Perché no? Ma ridiamo, Vedi, io signora. sto ridendo, Sta ridendo? certo. Con quali labbra, signora? Vede, lei vede è che di l'ho molto, colpita. senta, lei è di molto 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 sporco. Sì. Buongiorno. Mi vado a fare i bidet, signora, buongiorno. Lo sporco. Però la signora è anche maliziosa, perché quando ho detto con quali labbra ha capito subito a cosa mi stavo riferendo. Ma torniamo alle nostre paroline. È stato un incontro simpatico tutto sommato, via, parliamoci chiaro. Ma sì, ma certo, siamo in vena di conversazioni amabili oggi, ma sì, perché... No, questo non lo voglio, è venuto fioco, è venuto... Ecco, rifacciamolo, ma vediamo se questa volta viene meglio. Sì. E torniamo alla nostra parolina, perché naturalmente questo è il tema della prima parte del sondazzo di oggi, e quindi, insomma... certamente. 3, 2, 1... Ding, non c'è nessuno, ecco appunto, andiamo avanti, andiamo oltre e facciamone un altro, oltre altro, ecco, sì, la signora abbastanza maliziosa, capiva tutti i miei doppi e tripli sensi, li capiva tutti, e se li capiva, li capiva. Oh dai, però qui
Sì, no, però qui, ragazzi, qui si continua sulla falsa riga, cioè su una falsa linea. Dunque, facciamo uno che potrebbe essere l'ultimo numero di questa prima parte del sondazzo e vediamo un po' se il fagot funziona. Fagot! Sì. Sì, no, puttana, come dico. Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Fagot. No, ha sbagliato, è Cantapensierino. Sì, no, guarda, ma scusi, Sì. ho detto fagot. Ho detto fagot. Non le dice niente? No? Come non dice niente? Quindi se io a Livorno telefonassi e dicessi budello, gli direbbe qualche cosa a loro. Come mai a lei fagot non gli dice niente? Da sentire, ma che cavolo vuoi? Il tegame. Vai a fanculo. Oh, finalmente un culo. Ah, era l'ora. Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo. Dalla nuova collezione Saab, ecco un elegante modello da portare, che vi porterà ovunque. È la nuova Saab 95 Wagon. Incredibilmente spaziosa, è perfetta da guidare tutti i giorni con la massima sicurezza. Ma in lei c'è anche lo spazio per un look più aggressivo. Scatti felini, tenuta di strada senza cedimenti e, che grinta, probabilmente il vostro genere di wagon. Venite per una prova dai concessionari Saab. Saab 95 Wagon. Lo spazio ha finalmente trovato un nuovo spazio. Per la serie Faticare in cucina, cosciotto di canguro al forno. Prendete un canguro. Ho detto, prendete un canguro. Allora, questo canguro! Se l'operazione vi sembra un po' lunga, vi ricordo che da Spizzico c'è un'ottima pizza calda, croccante, pronta in 3 minuti. Spizzico, il primo pizza fast food. Molto fast, very good. Piano. Avanti lentamente per la Commissione europea, l'economia italiana riprenderà vigore solo dal prossimo anno. Sindacati preoccupati per la perdita di posti di lavoro. Non voglio colpire i pensionati ma tutelarli. D'Alema torna sul nodo previdenza, mentre a Roma il Servizio Sanitario Nazionale discute di uno stato sociale più equo. A Cerignola i funerali del sedicenne vittima di un sequestro lampo, accelerata nelle indagini dopo il fermo di 2 giovani pregiudicati. Palazzo Pitti soffre di malaria. Parte da Firenze la campagna di Legambiente contro l'inquinamento atmosferico. Di questo e altro ancora ci occuperemo nei nostri notiziari, restate in ascolto. Ed ora una domanda ad una vite. Lei come vede il suo futuro con i tasselli? Ho incontrato il nuovo Fisher SX e mi ha fatto subito girare la testa. Prevedo un'unione forte e duratura. Prima di usare un tassello, assicuratevi che sia un Fisher originale. Profilattici pop-up. Cercasi fidanzata. Se cerchi pop-up trovo la fidanzata o se trovi pop-up cerco la fidanzata? E se trovo la fidanzata trovo anche i pop-up o... Ma ripigliati! Nuovi profilattici pop-up di Control. È un dispositivo medico. Protegge contro le malattie sessualmente trasmissibili e senti tutto senza pensieri. Ma puta caso che io senta tutto senza pensieri. Vicendevolmente la mia fidanzata idem. Leggere le istruzioni. Pop-up da Control. Scrivo 2, riporto 3. Al netto l'utile del gruppo Autostrade di 482 miliardi nel 98. A proposito, dal 29 novembre le azioni dell'offerta Autostrade vi aspettano in banca. E vai! Autostrade, è l'Italia che va. Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto informativo. Se è la seconda parte, se è la seconda parte, è la seconda parte del sondazzo, ok, possiamo andare? Possiamo andare, io me ne vado, arrivederci, no, andare nel senso che si ricomincia, questa volta senza nessun tema, non è il tema della parolina, ma quello che viene, quello che viene, e quindi facciamolo venire, dai, facciamolo venire, dai, facciamolo venire, dunque, facciamo questo numero qui? Sì, facciamo, sì, sto facendo, dammi tempo, ecco, devo averlo fatto, sì, devo averlo proprio fatto, sì,
Sì. Naturalmente vediamo se risponde qualcuno, vero? Vediamo, vero, se qualcuno risponde, vero, qualcuno se vero risponde. Boh, non risponde, non risponde. Pronto? Ah, ecco, pronto, è la pescheria? Sì. Buongiorno, senta, io ci avrei del pesce, non so se vi può interessare. No, perché io ho la barca che mi porta già la roba. Chi gliela porta la roba? Beppe. Beppe, sì, lo conosco Beppe, sì, Beppe mi rifornisce anche me, ma siccome mi ha dato un rifornimento in più, ecco, io non so, cerco qualcuno che possa prenderlo. È praticamente un carico di passere. No, guarda, no, perché c'ho la roba, c'ho tutto, se no più che volentieri. Ma lei le vende le passere? No, non se ne vende, rombi sì, ma le passere no. Ah, trombi le passere? Sì. Rombi sì, le passere no, cioè in che senso? Sì, ho capito. No, ma allora a chi posso rivolgermi per questo? So. Le devo buttare via tutte queste passere. Devo sentire Valdo su Avenza. Aldo? Valdo. Valdo. Sì, no, lo conosco Valdo, sì, conosco anche Valdo, sì. Valdo è marito della pastiglia. Non lo so. Sì, la Valda. Ecco, no, va bene, senta, allora queste passere ci provo a darle, perché poi mi vanno a male, perché non c'ho nemmeno il posto proprio dove tenerle. Quello me l'ha portato, Beppe me l'ha portate troppe. Le passere si prendono sempre volentieri, lei che dice? Sì, quelle vive sì, ma quelle fatte a triangolo sono sempre meglio, col pelo intorno. Quelle fatte a triangolo? Col pelo intorno sono meglio. Hai fatta a triangolo? Mi sembra di sì. Il pelo è fatta quasi sempre a triangolo. Deve essere un ricordo. A meno che non sono senza. Deve essere un ricordo un po' lontano, perché sono proprio a triangolo. Io sinceramente a triangolo. Cioè proprio a triangolo? Sì. A me mi sembrava più un rombo, ecco. Sì. No? No, un rombettino, cioè. No. Una cosa anche un po' arrotondata, ecco, voglio dire. Proprio a triangolo. C'è anche il traverso ce l'hanno. Di traverso non so, questo l'avrà trovato lei di traverso, ma proprio a triangolo sinceramente bisogna che guardi meglio, ecco, sinceramente devo guardare meglio il triangolo. Ma cosa fa lei per far diventare una passera un triangolo? L'allarga molto alla base e lascia praticamente il vertice su sì, così, non so. Vabbè, comunque è un'esperienza che voglio fare, la passera a triangolo. Il triangolo no, non l'avevo considerato. Pronto? Pronto? Pesciaiolo? No, macelleria. Macelleria? Ha cambiato genere. Pronto? Macellaio? No, dice pesciaiolo. Ma te dimmi, improvvisamente cambiano anche genere le persone. Ora, la passera fatta a triangolo, ti dirò la verità. Bisogna che in qualche modo, no, bisogna che guardi meglio, perché magari aveva ragione lui, ho sempre pensato che fosse fatta in un certo modo, invece era fatta in un altro, ma a volte nel mondo ho fatto un'altra telefonata, sì, che ti devo dire io? Ma io non lo so mia, sai, boh, sarà, no, per carità. Pronto? Pronto, buongiorno, senta, c'è Isaia? Con chi parlo? Sono Zaccaria. Chi lo voleva, scusi? Zaccaria. Un attimo. Per quale motivo, scusi? Perché è fuori in questo momento? No, come fuori? Me lo passi, dai, per quella profezia importante. Per quella? Profezia, mi devo un po'. Sì, ma guardi, arrivederci. Me l'ha detto Ezechiele, scusi. Ma come? Ma questa gente non legge la Bibbia. Non legge la Bibbia questa gente. Oh, questa no, va richiamata. Ma che lo so io. La profezia di Isaia, Zaccaria, Ezechiele lupo, non quello, Ezechiele un altro, Ezechiele. Quello che vide gli UFO, Ezechiele vide gli UFO, ma anche Isaia li vide, certamente. Leggete la Bibbia, trovate un sacco di UFO, un sacco di oggetti volanti non identificati. Davvero sapete? Pronto? Sì? Isaia me lo passa, per favore. Guardi, è fuori in questo momento, mi dispiace, ma non glielo posso. E dov'è? Nella vecchia fattoria? Esatto, grazie, arrivederci. Ci sta Isaia, Zaccaria, Isaia è andato via. Vabbè, d'accordo, per carità di Dio, non me l'ha voluto passare. Secondo me, secondo me sì. No, nel senso che c'era, solamente che non me l'ha voluto passare. Oh, guarda che questo invece ha un cognome di un personaggio famoso. Ha il cognome di un personaggio famoso. Sì. Nome no, ma chissà. Sì, ma niente, se non c'è non importa, non ne facciamo niente. Niente, ma proprio niente. Ecco. No.
No, vabbè, d'accordo, via, andiamo avanti. A volte si incontrano dei cognomi che non sono molto facili da incontrarsi, perché ci sono dei personaggi che hanno dei cognomi quasi unici, insomma, che non si sono sentiti da altre parti. Non è il caso di Vasco Rossi, vero, per carità di Dio, è un cognome però questo era un cognome, ma non ve lo dico. Ecco, ho fatto un altro numero evidentemente perché voglio parlare con altre persone, perché io devo svariare di qua e di là, di su e di giù, davanti e di dietro, di sotto e di sopra, naturalmente. Purtroppo sembra che anche qui non ci sia persona. Vabbè, non importa, non ha nessuna importanza. No, si va oltre. E facciamo questa. Sì. Ognuno uno fa quello che può. Io telefono a chi c'è, se non telefono anche a chi non c'è, però insomma, vuol dire, e che è? Che è? Ha cambiato suono. È stato trasferito forse da qualche parte, forse molto in alto. Forse in un posto molto in alto, chissà, laddove sopra le nuvole ci sono tanti angioletti. Mi ero sbagliato, ero andato all'inferno. Oh mio Dio, ma come? Ma scusa, c'è qualcosa che non mi quadra e non mi quadra. Io credo di essere in paradiso. No, lo so io perché dico questo. Mica lo dico a caso. Cosa crede che lo dica a caso? No, per carità. Ma io so che c'è un altro paradiso. Sì, per i biscari non c'è paradiso. Questo sì, poco ma sicuro. Ecco, ma c'è un altro paradiso. Sì, spero che mi risponda. Pronto, paradiso, rispondimi, San Pietro, il caffè. Nulla da fare, no, è possibile. Pronto, paradiso? Sì. Buongiorno. Senta, lei è Pietro? No, sono il fratello del titolare. Il fratello di Pietro? No, il titolare è uno più importante, sì. Senta una cosa, Pietro me lo può passare oppure... Un momento. Sì, grazie, ma c'è davvero. Oddio, siamo in diretta al paradiso. Scusate, sono un po' emozionato, ma è una cosa incredibile. Sono in diretta col paradiso. Possiamo parlare direttamente. Finalmente sappiamo che esiste il paradiso. Come Mario? Ha detto Mario? Non lo so, vabbè. Il paradiso, gli angeli, tutto bello, tutto meraviglioso. Ah, che bello, io pensavo che non esistesse, bisogna diventare buoni, se no non ci mandano lassù, Pronto? Pronto? No, non trovo mio fratello perché devo spiegare, questo qui è collegato, è un portatile, collegato capito. Con il telefono del paradiso. Ho capito, senta, sì, il telefono del paradiso. Senta una cosa, ma almeno Tullio Solenghi si può avere? Ma non li conosco queste persone, le ripeto, no, non conosce. Io. Ma insomma, un caffè Lavazza, voglio dire, oro, qualità oro magari. È possibile averlo? Sì, arrivederci. Arrivederci, buongiorno. Secondo me non era il paradiso, ma ha preso per il bavero, ecco. Eppure l'ha detto, questo non è il telefono del paradiso. Ma vi rendete conto? Per un attimo abbiamo avuto l'impressione, come dire, paradiso in mano, e invece un pugno di mosche ci è rimasto in mano. Nemmeno Tullio Solenghi, nemmeno un caffè, nulla, meno male, tanto che non piglio mai il caffè, per cui insomma, per carità di Dio, non ne ho bisogno, anche perché sennò non dormo la notte, e invece voglio dormire la notte dopo la trombata. Vabbè, insomma, no, niente, si va da qualche altra parte. Sì, scusate, ma ogni tanto mi dimentico di tirar giù il cursore e si sentono basta. Ecco, questo sì che è un nome storico. Madonna, come le storico, Sì, ecco. Pronto? Oddio. Pronto, signora? Sì? Cesare? Glielo passo. Meno male. Cesare. Cesare. Cesare, grand'uomo, ha lasciato un'impronta, ci mancherebbe, altro che Andreotti. Pronto, Cesare? Cesare? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Sono Cassio.
Ah, non so chi sia. Oh, Cassio. Sono... qui c'è con me c'è Bruto. Cesare. Io sono Cesare, sì. Sì, ho capito. Antonio? Ma Antonio non lo conosco. Ah no? Cleopatra? Dai, non dire ora, non fare tanto modesto, via. Cleopatra te la sei portata a letto, via. Aspide se te la sei portata a letto. Aspide! Ci mancherebbe altro. Via Cesare, via, dai. Te sei troppo modesto, Ma scusi un momento, ma chi è lei? Ti sei portata a letto Cleopatra? Ma dillo, tanto ormai lo sanno tutti. È andato via. Ma. Informazione gratuita. Scusa, ma cosa vuoi da me? Io ho ripreso la linea, dice informazione gratuita, ho riattaccato, poi ho ripreso la linea, dice informazione gratuita. Io voglio richiamare Cesare, ci mancherebbe, ma che lo so io. Come mai non risponde più Cesare alle nostre sollecitazioni? Proviamo ancora. Oh. Pronto? Finalmente, mi dica. Alea iacta est. Io non lo so il latino. Sana sega. Allora, diciamo così, sul Rubicone. Vabbè, vado avanti, vai. Sana sega, vero? Sì. Ma come? C'è un nome così importante? C'è un nome importante, ma il Rubicone non lo conosco. Cos'è il Rubicone? Il Rubicone sarà roba da mangiare. Esatto, bravo, il Rubicone è roba da mangiare. Ecco, vedi che lo sapevi. Allora, cosa vuole? Mi dica cosa vuole. Ecco, un bel Rubicone, so che tua moglie è brava a fare il Rubicone. Ecco, mi hanno detto, insomma, un bel Rubicone bello farcito, sai? Mi piace tanto, ecco. Se tua moglie me lo può fare, pagando, si intende? Ma magari col mi dado. dica un po' chi è lei? Col dado chi per è fare lei? il brodo, Ma mi dica un po' chi è? può aiutare. Ma chi è? Alea, chi è lei? Oh, ma insomma, non ho mica capito ancora chi è. Sono Cassio. Cassio. Cassio Il cazzo. Ma come cazzo? Ma cazzo l'ha detto te? Ma come si permette? Ma ha sentito che è sboccato? Ma io non lo so. Basta. No, guarda, no, quasi vado da Otello e gli dico sempre sono Cassio perché c'è anche lì. No, niente Otello, non c'è nessun Otello qui. E allora andiamo. Sì. No, perché Cassio si ritrova da varie parti. Oh, senti che bel nome ho visto. Senti, vedi? Anzi, io vedo, tu non vedi. Tu vedrai. Pronto? Sì. Pronto? Sì, parlo con Paris? Sì. Personalmente? Sono Paris, sì. Paris come voi dite in Italia, sì, oui. Paris come diciamo noi in Francia. Chi è che parla? Je suis Catherine Deneuve. Je vous appelle de Paris. J'ai trouvé dans l'elenco telefonico dell'Italie questo nome. Voi vi chiamate, signore, come la mia bellissima città. Esatto. Con la Tour Eiffel sempre Rita nel cielo è dura? Come mai vuoi chiamare così, signore? Mi chiamo così, ma chi è che parla? Scusi un attimo. Gli ho detto, je suis Catherine Deneuve. Va bene, ci vediamo domani, Catherine Deneuve. Demente. Via, ma siamo seri. Guarda, questa qui si chiama come la birra. Ora, ditemi voi. Via, vai, facciamo anche questa. Facciamo anche questa. Ma facciamola. Sì, facciamocela. Se risponde, pronto? Sì? Una birra? Chi parla? Una birra senza schiuma, grazie. Pronto? Sì, pronto? Ma soprattutto voglio la bionda. Sa quella bella bionda? Ma chi parla? Della pubblicità, Sono un consumatore, sono un cliente. Lo sapevo. Lo sapevo. E questa si chiama la birra e non. Ma per carità di Dio, ma non si può andare avanti così. Ma si può forse andare avanti così con la gente che non ha nemmeno un briciolo di spirito per rispondere a tono, Voglio dire, una che si chiama in quel modo, C'è birra Moretti? No, non è la Moretti, è quella da bionda. Ecco, sì, quella biondona, bella buona, che in persona Sì. Oh, pronto? Pronto? Buongiorno. Chi parla? Sì, oddio. Guardi, io ho fatto questo numero, poi ora vedo il suo cognome, no?
Mi viene da dire che io sono Esopo. Sono Esopo. Esopo. Esopo, sì, sono Esopo. Ma io non conosco nessuno Esopo. O Esopo, qualcuno mi chiama Esopo, qualcun altro Esopo, Pronto? Senta, io questa telefonata non conosco nessuno. No, senta signora, con quel cognome mi deve raccontare una bella favola. Mi racconti una favola, signora. Mi racconti la principessa sul pisello. Ma insomma, c'è un cognome da favola. Ha un cognome da favola, Ma come si fa? Ma non si può andare avanti. Io non dovrei giocare sui cognomi, non voglio giocare sui cognomi. Ma mi se ne presentano alcuni che devo dire sono proprio, sono ad hoc, Via, su, andiamo da qualche altra parte. Una favola, volevo solo una favola, sì, invece una fava, sì, appunto, sulla testa. Dire fava si può perché la fava è cos'è? Un legume, insomma, è una cosa, insomma, che si può anche mangiare e che non fa male, anzi credo che faccia bene, magari un po' d'aria, ma diciamo che effettivamente è come dire, non so. Uno dice uccello, cos'è? È una cosa che vola. Uno dice sega, è una cosa che si usa dal falegname. Uno dice cazzo e allora si sa cos'è. No, diciamo la verità, via. Ecco, ora qui però sembra che la cosa vada praticamente a diminuire, vero? Sì, cioè non c'è più nessuno in casa, non c'è più alcuno che voglia rispondermi, quei pochi sono completamente spallati o spallate, le donne comunque nascono spallate perché non hanno palle, ecco, però a volte ce l'hanno più di noi, cioè no, nel senso figurato, nel senso virtuale, ma sai, non è detto, noi ci sa anche quelle vere. Oh, Cesarina? C'è Cesarina Cece? Sì. Me la passa, me la pa? Sì, ma che... sì, sono il suo ardente ammiratore, amante, amico e amore. Me la può passare, poppa? Sì, un attimo. Grazie. Certo. Ti cerca qualcuno? Ecco Cesarina accesa. Pronto? Che c'è? Mario, credo. Mario. Oddio, oh mio Dio. Ma domanda chi è? Chi è? Sono Mario. Cesarina. Buongiorno. Ti volevo salutare. Stai bene, mi raccomando. Sto bene. Speriamo. Dove vai ora? Cesarina. Ora ti devo lasciare. E poi? Ti saluto caramente, tante buone cose. E poi basta, insomma, ti volevo solamente fare tanti auguri di buon proseguimento, insomma. E in anticipo buon Natale. Sicuro? Ecco. Che dice Mario? Ciao? Ma vieni. Sì. Quando? Sì, no, ciao. Auguri. Ciao. Ciao. Oh mio Dio, oh my darling, Cesarine. Povera donna, mi sembrava un po' anziana, un pochino appena, cioè una persona ormai, insomma, che va verso il suo perenne destino. E allora, come vedete, il G è buono, profondamente buono. Cosa vuoi? Cosa ha detto questo? Infostrada. Ma non mi frega niente. Ma. Telecomitare. Cosa vuoi? Voglio prendere la linea. Oh, ecco, io voglio solo prendere la linea. E questi Telecom, Infostrada. Ma tutti mi dicono di tutto. Ma non ho capito se noi siamo con Telecom o con Infostrada. Non ho capito. Vabbè, d'accordo. Ecco. L'ultima, non c'è più tempo. Ma come sono buono? Avete visto come sono stato buono? Quando ho sentito che non era il caso, sono buono profondamente. Pronto? Sono profondamente buono, ma tanto buono. Pronto? Sì? Sono buono, sì? Che più buono non si può. Prima ho parlato anche col Paradiso. Ecco, vedete? Uno più è buono e più trova gli stronzi.
Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo che io e il G porto con successo in piazze e locali della Toscana. Se hai un locale o organizzi feste pubbliche o private, chiamami allo 0574 57 17 21. Allora! Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma me ne importa un... Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...